Fusione tra Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, la prima commissione permanente della Regione ha licenziato ad ampia maggioranza l'istituzione del nuovo comune del Trevigiano che prenderà il nome di Pieve del Grappa. Già la settimana prossima la decisione passerà al Consiglio del Veneto per il via libera formale e poi verrà definita la data del referendum. L'iter rispetto ad altre fusioni ha subito un rallentamento dovuto all'incertezza sul nome da attribuire al nuovo ente. In ballo infatti c'erano Monte Grappa e Pieve del Grappa, appunto quest'ultimo alla fine è risultato il prescelto. Bassano del Grappa, un proiettile d'artiglieria calibro 75 mm, altezza 240 mm, è stato rinvenuto mercoledì scorso durante alcune operazioni di pulizia del torrente Silanetto. Immediata la telefonata al 112, l'intervento dei carabinieri che hanno subito messo in sicurezza la zona. Ieri personale specializzato del Comando Provinciale dei Militari di Padova ha trasportato il proiettile in apposito luogo per il brillamento in sicurezza. 9. Versa in gravissime condizioni in terapia intensiva al San Bassiano e per lui i medici non hanno ancora sciolto la prognosi un 77enne del posto investito in prossimità dell'incrocio tra le vie Prese e Brenta. L'uomo stava camminando quando è stato travolto da una Volkswagen Polo condotta da una bassanese di 57 anni che ha subito soccorso l'anziano e chiamato il 118. Pare che la conducente dell'auto non abbia proprio visto uscire dall'incrocio il pedone centrandolo in pieno senza riuscire a frenare in tempo. Il 77enne è stato stabilizzato, ha riportato un trauma cranico, rilievi da parte della polizia locale nord-est vicentino del distaccamento di Sandrigo. Tezze sul Brenta, dopo l'appello lanciato solo ieri dal sindaco Valerio Lago, si moltiplicano le offerte di aiuto per salvare la chiesetta di via Cabaseggio. Oltre ai 14.000 euro già messi a disposizione dalla proprietà per la messa in sicurezza della struttura, sono numerosi i cittadini che hanno già annunciato la volontà di prendersi cura dell'edificio, mettendo a disposizione la propria manodopera, ad esempio per ridipingere la chiesetta e riportarla al suo antico splendore.